Settima corsa, l'ultima dall'Arcoveggio, una prova per 4 anni di ottima categoria, vincitori da 12 a 38.000 euro nella carriera, sono in 10. Dietro le ali dell'Autostart 1 Baby Spritz, Maurizio Cheli, 2 Birba Piz, Giorgio Cassani, 3 Bessi di Poggio, Tommaso Gambino, 4 Bella degli Dei, Roberto Vecchione, 5 Blue Light, Edoardo Baldi, 6 Bangladesi, VP dell'Annunziata, in seconda fila 7 Bacio di Dama Fonte, Enrico Bellei, 8 Boccadamo, Antonio Di Nardo, 9 Briccone Bello, Massimo Andreani, 10 Beatles Boy Treb, Marco Stefani. Autostart che raccoglie i concorrenti di questa settima dall'Arcoveggio, tutti bene a rete quelli della prima fila, con Baby Spritz che cerca di prenderla giusta, si ritrae dal 6 Bangladesi e si parte con Birba Piz, sgaloppa Bella degli Dei, Birba Piz attaccata al largo da Bessi di Poggio e da Blue Light che va decisa l'attacco di Birba Piz. Si imbocca la prima curva con Blue Light in vantaggio, sbaglia Bessi di Poggio, rimane seconda Birba Piz a precedere Baby Spritz in terza posizione, poi Boccadamo, ancora Bacio di Dama Font, Briccone Bello e Beatles Boy Treb. 14,6 per il lancio iniziale, Blue Light ha preso la testa nei confronti di Birba Piz, avanza all'esterno Boccadamo che dopo un quarto passato in 31 scarso avanza allo scoperto trascinandosi Bacio di Dama Font, Beatles Boy Treb. Blue Light in vantaggio nei confronti di Birba Piz, avanza allo scoperto Boccadamo, si viene al passaggio davanti alle tribune con sempre Bacio di Dama Font a seguire le mosse d'allievo di Antonio Di Nardo che agisce in demolizione all'esterno, cerca di arrivare al lato di Blue Light dopo un mezzo miglio passato in 1-1-4. Boccadamo che attacca Blue Light che si difende lungo la corda, Birba Piz scuffiata lungo i birilli a precedere Baby Spritz, poi Bacio di Dama Font in seconda pariglia, frazione svelta per la curva in 14,7, Blue Light che cerca di fuggire a Boccadamo, il quale torna deciso sull'addirittura all'attacco della battistrada. In mezzo alla pista c'è sempre Bacio di Dama Font a seguire le mosse di Boccadamo, così come fa con quest'ultimo Beatles Boy Treb, 28,9 questi 400 metri, Blue Light si difende dalle offensive di Boccadamo, poi Bacio di Dama Font che passa in terza posizione sul calo di Birba Piz, Blue Light in vantaggio, attacca Boccadamo che sta passando, Boccadamo che passa facile nei confronti di Blue Light, viene a vincere al minimo dei giri, girando tutta strada di fuori e dimostrando una dimensione diversa da questi. Secondo è Bacio di Dama Font, terza Blue Light. 1,13,9 dopo il 28,9, ripete un 28,6, Antonio Di Nardo alla guida, Gennaro Casillo al training, i colori del signor Agostino Carputo, il successo del figlio di Ideale Luis che in percorso esterno vince in maniera davvero disarmante, rivediamo ancora nelle immagini, frusta in spalla Antonio Di Nardo, passa Boccadamo che viene a vincere la settima e conclusiva dall'Arcoveggio, che quindi è nel segno di Gennaro Casillo, Agostino Carputo, Antonio Di Nardo, Boccadamo.